Salve a tutti, sono Beppe Rocca. Allora, in una famosa intervista Andy Warhol disse che esiste l'arte classica, l'arte moderna e la pop art. Noi oggi parleremo di pop errors. Cosa intendiamo per pop errors? Io intendo gli errori che non solo il popolo, cioè la gente che non ha una laurea in medicina o in scienza della nutrizione, ma anche molti medici, nutrizionisti, diabetologi ed endocrinologi considerano ancora vero, quando in realtà si tratta di affermazioni, luoghi comuni, leggende metropolitane o conoscenze scientifiche obsolete. Diciamo che oggi tentiamo un aggiornamento dal software 1.0 al 2.0. Comincerò con una serie di affermazioni false, ma che sono talmente diffuse che vi stupirete che siano false. Poi pian pianino cercherò di fornirvi le prove che sono false. Cominciamo dalla prima. La prima è proprio universale. Gli zuccheri sono alimenti essenziali. È assolutamente falso. Infatti già Claude Barnard aveva dimostrato che il fegato è in grado di produrre zuccheri sia a partire dalle proteine che a partire dai grassi, e quindi noi possiamo vivere benissimo senza ingerire zuccheri esogeni. Anzi, aggiungo di più, gli zuccheri sono gli unici alimenti che non sono essenziali, perché noi abbiamo gli aminoacidi essenziali, una decina, in gravidanza diventano 12, abbiamo gli acidi grassi omega 3 e omega 6 che sono essenziali, abbiamo le vitamine, abbiamo i minerali che sono essenziali, ma gli zuccheri non sono affatto essenziali. Ecco la prima leggenda metropolitana. Passiamo alla prossima. Il cervello brucia solo glucosio. Beh, l'avrete sentito dire anche dal medico, purtroppo. Diciamo che fino agli anni 70, fino al 1960-70, prima di George Cahill e Elon Howell, eravamo tutti convinti che il cervello dell'uomo brucia solo zuccheri. È assolutamente falso. Noi oggi sappiamo, ad esempio, che se su una fettina di cellule cerebrali mettiamo del beta-idrossibutirato, mettiamo un chetone esogeno, il cervello smette immediatamente di bruciare zucchero e si mette a bruciare chetoni. Ma non solo. Richard Veech ha dimostrato che il cervello quando brucia chetoni è molto più performante, quindi se voi dovete fare un esame, una gara atletica, se avete un impegno molto importante, se siete sull'Everest, sulla dead zone dell'Everest, vi conviene fare in modo che il vostro cervello bruci chetoni e non bruci zucchero. Un'altra cosa interessante che sta venendo fuori e nei prossimi anni secondo me cambierà completamente la nostra visione del metabolismo del cervello è il fatto che il cervello brucia l'alcol. Questo lo sapete tutti, chiunque di voi abbia aperto una bottiglia di champagne a digiuno lo sa, ma soprattutto il cervello adora il lattato. Il lattato per anni è stato ritenuto dai medici e dai fisiologi dello sport una molecola tossica che causa l'acidosi e che impedisce all'atleta di finire le gare. È assolutamente falso. Il lattato è una molecola con 3 atomi di carbonio che il cervello adora, attraversa la barriera ematoencefalica con lo stesso trasportatore dei chetoni e funziona perfettamente. Poi avrete tutti sentito parlare degli acidi grassi a catena corta e media, gli ottani per il cervello, la bulletproof, quelli che a colazione prendono gli acidi grassi a catena corta e media. E la ragione è che il cervello, soprattutto nelle persone anziane che non riescono più a bruciare in modo perfetto lo zucchero, utilizzano ancora benissimo gli acidi grassi a catena corta e media, che quindi prevengono l'Alzheimer, la demenza, l'invecchiamento del cervello, e sono una specie di prevenzione dal punto di vista delle facoltà cognitive e delle nostre performance cerebrali. Continuiamo con questi errori, con queste false credenze o verità obsolete. L'uomo è un calorimetro. Infatti avrete sentito dire dal vostro nutrizionista o dal medico una caloria è una caloria, resta una caloria. È assolutamente falso. L'uomo non è un calorimetro, l'uomo non è una locomotiva, l'uomo non è una macchina a un compartimento, e quindi l'uomo, il tipo di funzione del cervello per esempio, ma anche di attività atletica o di funzionamento fisiologico, cambia in modo drammatico quando voi cambiate la nutrizione. Infatti l'uomo è una macchina ibrida. Pensate alla i8 della BMW, pensate a molte macchine che adesso hanno un motore elettrico e un motore a benzina. Quindi l'uomo è una macchina che funziona in modo radicalmente diverso se voi mangiate grassi e andate in chetogenesi, oppure se voi vi abbuffate di zuccheri
come fa la maggior parte della gente nei paesi industrializzati. Quello che abbiamo scoperto dal 70 in poi, soprattutto grazie a Richard Veitch, è che i chetoni sono un substrato energetico, cioè un carburante molto migliore del glucosio. Benissimo, adesso un altro luogo comune che sentite spesso: i grassi fanno ingrassare. Certo, è banale, se tu bruci un grammo di zuccheri produci 4 chilocalorie, se tu bruci un grammo di proteine 4 chilocalorie, se tu bruci i chetoni 4,3 chilocalorie, se tu bruci invece i grassi 8 chilocalorie per grammo, quindi è ovvio, è evidente. Io vi diffido seriamente a considerare, a confondere ciò che è ovvio da ciò che è vero. Ciò che sembra ovvio molto spesso è assolutamente falso. Infatti è falso. Solo gli zuccheri fanno ingrassare, e in particolare gli zuccheri fanno ingrassare non direttamente, ma perché aumentano i livelli di un ormone devastante oggi, che è l'insulina. E invece, se voi vi riempite di grassi, pensate al bollito, un bel piatto di bollito, oppure avete mangiato un bel letto di burro, panna, lo mangiate una volta, cioccolato con panna lo mangiate un giorno, due, dopo vi esce dagli occhi, non lo mangiate mai più. Oggi sappiamo che sia le proteine che i chetoni e i grassi inibiscono l'appetito, saziano e quindi aiutano a dimagrire, contrariamente a quello che sentite dire tutti i giorni. E continuiamo con questa doccia fredda. Non dobbiamo mangiare più di 1 grammo di proteine per chilo di peso corporeo, e qui la leggenda metropolitana è che le proteine sovraccaricano i reni, le proteine danneggiano i reni. È assolutamente falso. Nel digiuno, se tu vivi in stile chetogenico, se hai abbattuto l'uso degli zuccheri, durante la fase del recupero, per esempio dopo una gara sportiva, oppure durante il digiuno, tu dovresti mangiare proteine, perché l'unica cosa che tu consumi durante il digiuno, se non mangi zuccheri, sono le proteine. E allora che cosa succede? È vero che tu durante il digiuno, durante la gara, durante lo stato chetogenico produci azoto che dovrebbe sovraccaricare il rene come urea, ma ci sono 2 correzioni che dobbiamo fare. Uno è che quando tu mangi proteine nella fase di recupero di una gara atletica, io nel mio ultimo libro La musica della vita e atleti e soccombenti ho consigliato vivamente di mangiare proteine nel recupero sportivo, si attiva un enzima che si chiama mTOR, potete vivere felici anche se non lo ricordate. L'mTOR che cosa fa? Prende l'azoto che tu hai prodotto smontando i muscoli durante l'esercizio fisico e lo usa per produrre nuovi muscoli, nuove proteine. Quindi in pratica l'azoto viene riciclato e non è vero che va a sovraccaricare il rene. Per chi è più secchione e vuol sapere i dettagli della biochimica, sappiate anche che dopo 3-4 giorni di stile chetogenico o dopo 3 giorni di digiuno, il rene comincia a produrre ioni ammonio, e quindi non solo non c'è un sovraccarico di urea nel rene, ma metà dell'azoto viene eliminato come ione ammonio e i chetoni servono solo a tenere il pH neutro delle urine. Continuiamo, lo stile di vita chetogenico pro, cioè la gente che smette di mangiare zuccheri, per capirci, per semplificare, quelli che hanno buttato giù il pane, la pasta, la pizza, la birra, le patate e le bevande zuccherate e i succhi di frutta. Tutta questa gente qua è uno stile di vita che va bene per perdere peso, sentite dire tutti i momenti. Se andate dal medico gli dite che fate lo stile chetogenico pro, che prendete le bustine di chetoni esogeni, dice sì, per un po' va bene, sembra funzionare per dimagrire, ma non è uno stile di vita sostenibile e permanente. Sentite dire che lo stile di vita chetogenico non è sostenibile come stile di vita permanente. È assolutamente sbagliato, perché molte persone lo confondono, o forse hanno letto su internet, su YouTube o quello che so, hanno sentito, hanno letto qualcosa sulle diete chetogeniche per l'epilessia. Fate attenzione che dire che vivi in stile chetogenico non è la stessa cosa che fare una dieta chetogenico per l'epilessia. La dieta chetogenica per l'epilessia è stata inventata alla Mayo Clinic, dove lavora peraltro mio fratello, e oggi è utilizzata alla Johns Hopkins University, ma fate attenzione che quella è terapia, non è uno stile di vita. È gente che sono dei bambini che sono costretti a mangiare l'80-90% di grassi tutti i giorni per tutta la vita, e ha niente a che fare con lo stile chetogenico di cui ho parlato in diversi miei video su YouTube e in molti dei miei libri.
era lo stile di vita dei nostri antenati nel Paleolitico, questo stile chetogenico pro di cui parlo io, e quindi è perfettamente sostenibile, ma non solo, sta venendo a galla che ci ha salvato dall'estinzione, proprio perché i chetoni sono un sostituto dello zucchero. Quando il cacciatore aveva finito gli animali della caccia grossa, magari digiunava per 15-20 giorni, sono stati i chetoni a impedirgli di morire di fame. Continuiamo, un'altra leggenda metropolitana, e i medici questo non l'hanno proprio capito, anche i miei colleghi internisti che non si sono aggiornati, loro ti dicono che i chetoni sono tossici. E perché c'è questa credenza che i chetoni sono tossici? Il fatto è che il medico, l'unico capitolo dell'Harrison dei libri di medicina interna dove ha incontrato i chetoni è il coma chetoacidosico, cioè, per farla breve, i diabetici tipo 1 in cui manca l'insulina, quando l'insulina va a zero completamente, cosa succede? Non sono più capaci di bruciare gli zuccheri, la glicemia va a 300, 400, io ne ho visti alcuni anche a 1000, ma diciamo tra 700 e 1000 è il range più diffuso. Questa montagna di zuccheri nel sangue viene urinata, il rene non riesce a riassorbire in nessun modo questa montagna di zuccheri e che cosa fa? Perde zuccheri e perde montagne di acqua nell'urina. Il malato beve litri e litri di acqua, l'acqua diluisce gli elettroliti, il glucosio eccetera, il malato va in coma e va in coma per questo eccesso di zucchero e mancanza di insulina. Poi è vero che la lipolisi parte a manetta, i chetoni aumentano, arrivano a 20 e c'è una chetosi, ma è una chetosi patologica. Viceversa, per esempio nel bambino che digiuna per 6 o 7 ore c'è il cosiddetto acetone e l'acetone del bambino non va curato, non è una malattia, anche se molti pediatri continuano a darti la citrosodina, lo zucchero al bambino, non bisognerebbe dargli nulla perché l'acetone nel bambino lo protegge dalle crisi epilettiche durante un episodio febbrile, quindi quando la febbre ha i chetoni, ma i chetoni sono fisiologici. Quindi molti medici non distinguono chetosi patologica dalla chetosi fisiologica. Bene, l'ultimo luogo comune, l'ultimo errore che cercherò di demolire nelle prossime diapositive è che i chetoni sono dei prodotti endogeni, quindi durante l'esercizio fisico e durante il digiuno noi produciamo chetoni e molta gente dice perché dovrei prendere le bustine dei chetoni esogeni. La ragione è molto semplice, la gente confonde le diete low carb, cioè molta gente pensa da domani io butto giù gli zuccheri, consumo meno di 50 grammi di zucchero al giorno, io butto giù, come ho già detto, il pane, la pasta, la pizza, la birra e immediatamente vado nello stato chetogenico, neanche per idea. O tu a questa dieta low carb associ periodi di digiuno o mangi solo una volta al giorno, oppure fai esercizio fisico regolare tutti i giorni e riesci ad andare a 0,5-1 millimoli di chetoni solo durante o questo digiuno o lo stile chetogenico pro o durante l'esercizio fisico, ma non dovete pensare neanche per un attimo che sia facile produrre chetoni endogeni. Allora è ovvio che quando negli anni 90 siamo riusciti a produrre gli esteri dei chetoni e i sali dei chetoni come il dibeta-idrossibutirrato, le bustine NAD per capirci, è chiaro che questo rende molto più facile sia la terapia di molti malati che possono beneficiare dell'uso dei chetoni di cui parleremo presto, ma anche se tu vuoi essere lucido, le tue prestazioni cognitive le vuoi avere sempre a 1000 e anche le prestazioni sportive, è ovvio che le bustine dei chetoni esogeni ti danno un boost, ti facilitano, è molto più facile arrivare a 0,3 e negli atleti arrivare a 3 millimoli per litro di chetoni con le chetoni esogeni che non in modo fisiologico, tradizionale diciamo, di produrre i chetoni. Bene. Proviamo adesso, Sherlock Holmes direbbe sì, ma abbiamo le prove di quello che hai detto finora. Cercherò di fornirvi alcune prove della verità, validità scientifica di quello che ho detto. Cominciamo subito con gli zuccheri sono degli alimenti essenziali. Beh, non è assolutamente vero. Chi lo ha dimostrato è Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, e
dovete vedere che in questa foto non è da solo, c'è la moglie era un genietto, letteralmente un genio, Marion, oltre ad essere ricca e quindi gli ha finanziato un laboratorio spaziale. 5 anni prima di essere ghigliottinato, notate bene, non hanno ghigliottinato Lavoisier perché aveva studiato i chetoni o gli zuccheri, l'hanno ghigliottinato perché era socio della società che riscuoteva le tasse, no? L'agenzia delle imposte, diremo oggi. Appena arrivata la rivoluzione francese hanno detto bravo, ci ha rubato i soldi delle tasse e gli hanno tagliato la testa. Ed è stato un disastro dal punto di vista scientifico. Per fortuna, prima di morire, 4-5 anni prima di essere ghigliottinato, lui ha convinto l'Accademia delle Scienze francesi di finanziare un premio, un grande premio scientifico per chi studiava il metabolismo degli zuccheri. E l'idea che lui ha detto era molto semplice: prendete un animale, un cane per esempio, e mettete un catetere nella vena polmonare, nell'arteria polmonare, lo mettete nelle arterie che arrivano al cuore, nelle vene che partono dal cuore, nelle vene porta che va al fegato e nelle vene sovrepatiche che vanno via dal fegato, e misuri la quantità di nutrienti prima e dopo il passaggio nell'organo. Così facendo sapremo una volta per tutte se è vero come funziona il metabolismo interno delle persone. Poi fu ghigliottinato, e però una persona, 30-40 anni dopo, una persona geniale, Claude Barnard, tutti avrete sentito parlare di Claude Barnard ha preso, secondo me, letteralmente il protocollo di studio di Lavoisier e ha preso, assieme ai suoi collaboratori, lo vedete qui in questa foto a sinistra, ha preso una serie di cani, li ha purtroppo vivisezionati. Potete immaginare questi animali come urlavano e la sofferenza, non c'erano gli anestetici, non avevamo ancora inventato gli anestetici. In quegli anni si è formato in Francia e in Inghilterra un fortissimo movimento contro la vivisezione, contro la sofferenza degli animali. Anche la moglie e la figlia di Claude Barnard hanno aderito a questo movimento, anzi l'hanno portato avanti, per cui criticavano il padre, gli urlavano dietro, lui ha dovuto separarsi dalla moglie. È stata una storia tristissima, e ancora oggi c'è il problema che purtroppo usiamo gli animali, soprattutto i topini di laboratorio, per fare esperimenti. Bisognerebbe coordinare la ricerca in modo da non ripetere lo stesso esperimento su altri animali e non causare sofferenze inutili. Però d'altra parte dobbiamo ricordarci che se non ci fossero stati gli esperimenti di Claude Barnard, e più avanti vedrete di George Cahill, noi non sapremmo niente dei chetoni, e i miei errori, le mie leggende metropolitane resterebbero errori e leggende metropolitane. Cosa ha scoperto e cosa ha fatto Barnard? Beh, Barnard era molto intelligente, ha preso delle persone e li ha fatti mangiare zuccheri per 3 o 4 giorni e la glicemia restava normale. Beh, fin qui è patetico, no? Mangi zuccheri, hai gli zuccheri. Ma poi ha fatto digiunare le persone per 10 giorni e la glicemia rimaneva. Cioè, anche se non mangi zuccheri, fate attenzione, anche se non mangi zuccheri, nel sangue continua ad esserci il livello fisiologico di zuccheri. Allora non è vero che noi siamo obbligati a mangiare zuccheri, non è vero che gli zuccheri sono essenziali. Allora ho provato a dare alla gente delle proteine. Dando alla gente delle proteine, che cosa succede? Che la gente, partendo dalle proteine, produceva zucchero. E se mangiavano grassi, producevano calorie. Siccome i grassi sono sempre associati alle proteine, anche in questo caso c'era lo zucchero. Quindi in pratica Claude Barnard ha scoperto un concetto interessantissimo che è la gluconeogenesi, cioè il nostro fegato è capace di produrre tutto il glucosio che vuole, sia a partire dai grassi sia a partire dalle proteine. Quindi noi non siamo obbligati per nessuna ragione a mangiare zuccheri. Viceversa, se non mangiamo proteine moriamo di fame, moriamo del classico kwashiorkor, moriamo di fame. Bene, quindi abbiamo smontato il primo mito, che noi dobbiamo mangiare zuccheri. È assolutamente falso. Passiamo al secondo mito, che qui è un po' più dura, è una detective story molto avvincente, molto bella, spero divertirà anche voi. Il cervello brucia solo glucosio. È falso, il cervello adora molto di più i chetoni, ma non solo, è capace di bruciare anche gli acidi grassi a catena corta che riescono ad entrare nel cervello, come l'alcol, il lattato e soprattutto gli acidi grassi a catena corta e media che oggi usiamo nell'Alzheimer per prevenire la demenza, e gli atleti lo usano al mattino nel caffè come bulletproof. In questo caso il mio mito, quello che so
dei chetoni l'ho scoperto da tre personaggi. Il primo è George Cahill. George Cahill aveva la cattedra di medicina interna ad Harvard, una moglie ricchissima dell'industria chimica americana, che poi è morta di una malattia neurodegenerativa. George Cahill che cosa fa? Beh, George Cahill aveva deciso che, siamo negli anni 1970-80, noi non sappiamo niente del digiuno, noi non sappiamo niente di che cosa succede al cervello, ai reni, al nostro organismo se digiuniamo per 20 giorni o un mese. O meglio, sì, c'era stato i digiunatori da baraccone, come nel racconto di Kafka, c'era stato Levanzin all'inizio del Novecento, ma siccome non eravamo capaci di dosare la glicemia, i chetoni, soprattutto gli ormoni scoperti dalla Yalen col metodo radioimmunologico, Cahill ha detto: io adesso voglio studiare l'endocrinologia, gli ormoni del digiuno. E cosa ha fatto? Beh, è stato molto facile, perché ha preso delle persone che pesavano 160 kg, il governo gli pagava il ricovero perché erano talmente a rischio di morire di complicanze dell'obesità e sovrappeso che era meglio curarli. E che cosa ha fatto? Li ha seguiti fino a 18 giorni di digiuno e ha scoperto che quando noi digiuniamo passiamo attraverso 5 fasi, le 5 fasi pasto-digiuno di George Cahill. È importantissimo. Allora adesso li percorrerò con voi e spero di farvi capire come funziona il metabolismo del digiuno. Ma quello che mi sono reso conto studiando Cahill, penso di aver letto 10 volte i suoi lavori, è che l'esercizio fisico è una specie di digiuno accelerato, cioè quello che succede in un digiuno, quando fai una maratona, succede nel corso di poche ore, mentre nel digiuno avviene nel corso di giorni. Quindi cambia solo la scala dei tempi, ma il digiuno e l'esercizio fisico sono sinergici, dal punto di vista biochimico sono simili tra loro, diciamo che uno è il modello dell'altro. Allora usiamo il digiuno come modello anche dello sport. Allora, cominciando dall'inizio, ovviamente siamo in America negli anni 70, i suoi volontari erano obesi, era gente che mangiava 3 volte al giorno, vedete, breakfast, lunch and dinner, colazione, pranzo e cena, come voi, prima di passare allo stile chetogenico. Mangi zuccheri 3 volte al giorno e hai quella montagna rossa, arancione e rosa che sono zuccheri, una montagna di zuccheri 3 volte al giorno. Allora il vero digiuno, tutti noi siamo dei digiunatori professionisti, ma solo durante la notte. Vedete che tutti noi di notte digiuniamo una dozzina d'ore. E che cosa succede durante la notte? Beh, metti che tu hai mangiato cena, quando mangi cena sei pieno di insulina e di zucchero fino al collo, poi comincia il digiuno della notte. E vedete che durante la notte, vedete questa bilancia, a sinistra c'è l'insulina, potentissima, a destra ci sono ben 5 ormoni che durante la notte tentano di resistere all'insulina, si chiamano ormoni della controregolazione. Vedete nel grafico a destra quelle spike rossi, quelle montagne rosse, è il cortisolo. Durante la notte noi produciamo cortisolo, ormone della crescita, ormoni tiroidei, glucagone, e controbilanciamo l'insulina, cioè invece di bruciare e distribuire zucchero, noi cominciamo a immettere zucchero nel sangue, ed è per quello che Claude Barnard ha detto: guarda che la glicemia rimane normale anche nel digiuno. Come fa la glicemia a stare normale se noi abbiamo mangiato alle 9 e dormiamo fino alle 8 del mattino? È molto semplice. Nelle prime ore dopo un pasto, vedete la prima montagna era il pasto, poi finisce lo zucchero del pasto. Cosa succede durante la notte? Una cosa che si chiama glicogeno lisi. Beh, it goes without saying, è automatico capire che la glicogeno lisi vuol dire noi smontiamo il glicogeno, cioè noi abbiamo un po' di glicogeno nel fegato, smontiamo questo glicogeno durante la notte. Diciamo che alle 2 di notte, 3 cominci a smontare il glicogeno, e alle 8 fai il dosaggio della glicemia, la trovi 100. Perché 100? Come fa a star 100? Mica hai mangiato zucchero durante la notte, nessun problema. Claude Barnard ci ha insegnato che il fegato produce zuccheri durante la notte e li produce a partire dal glicogeno. Benissimo, ma glicogeno quanto ne abbiamo? Beh, 100 grammi, un etto. Figurati, mettiamo che al mattino tu continui, infatti i volontari di Cahill al mattino non mangiavano e continuavano a digiunare per 18 giorni. Bene, se il giorno dopo non mangi, il glicogeno è finito, cosa succede? Diciamo che al secondo giorno
compare un altro modo di produrre zucchero, quello che davvero ha scoperto Claude Barnard, la gluconeogenesi. Cioè noi produciamo zucchero a partire dalle proteine, in particolare dai tuoi muscoli, e produciamo proteine quindi anche a partire dai grassi, dal glicerolo dei grassi, e oggi sappiamo anche dal lattato e anche dai chetoni addirittura se tu continui a digiunare. Però c'è un problema, voi vedete che quella curva rossa, quel triangolo rosso è molto alto, arrivi addirittura a 5 grammi per ora di glucosio consumato dal cervello, è un grosso guaio, perché vuol dire che se noi continuassimo con quello stile lì di metabolismo, noi ci bruceremmo tutti i muscoli, noi diventiamo l'uomo ragno, come molte persone, molti maratoneti, molti anziani, vedete che come se le braccia e le gambe se le mangiano, c'è solo più un po' di torace, diventano l'uomo ragno. E Cahill aveva capito che non è sostenibile, non è possibile che continuando il digiuno noi bruciamo tante proteine così, deve esserci qualcosa che gli sfuggiva. Che cosa gli sfuggiva? Bene, guardate cosa capita dal terzo o quarto giorno di digiuno in poi, e se voi vivete in stile chetogenico, cioè se voi avete buttato giù il consumo di zuccheri e tutti i giorni abolite gli zuccheri, voi cominciate dalla fase 4 di Cahill, cioè voi non usate la glicogenolisi, usate solo la gluconeogenesi e producete zuccheri non solo a partire dalle proteine, ma anche e soprattutto voi utilizzate i chetoni come carburante. Infatti vedete che qui c'è una curva verde, vedete quella curva verde? Dalla curva verde voi capite che noi bruciamo, sì, dobbiamo bruciare le proteine, ma la metà, vedete che prima erano 10 grammi ora, diventano 5 grammi ora. Ah, ma allora se è così, io con i miei muscoli posso sopravvivere anche 15 giorni, 20 giorni. Infatti i digiunatori non morivano per esaurimento delle proteine. Allora che cosa succede? Succede che la spiegazione di questo è che l'unica cosa che noi bruciamo durante il digiuno sono le proteine, e quindi è falso, assolutamente falso, ed è su tutti i libri, e il medico si irrita se tu gli dici io mangio 3 grammi di proteine al giorno, io dopo una maratona mangio una bistecca da 800 grammi costata, e la gente dice no, dovresti mangiare zuccheri, dovresti ripristinare il glicogeno. È una bufala, una leggenda metropolitana, è falso. L'unica cosa che una persona in stile chetogenico, che ha buttato giù che il consumo di zuccheri, che vive nello stile di vita che io pratico ormai da 6-7 anni, l'unica cosa che deve mangiare sono proteine. E per quale ragione deve mangiare proteine? È molto semplice, perché quando corre, quando vive in stile low carb, quando digiuna, l'unica cosa essenziale che brucia sono le proteine. Tutto il resto non è essenziale, i grassi, c'è gente che è sopravvissuta un anno senza mangiare nulla, ed è l'unica cosa che devi fare attenzione è di non consumare le proteine. È l'esaurimento di metà delle proteine che ti porta a morire di fame e non l'esaurimento dei grassi. E vedete questa curva, se non capite tutti i dettagli non ha importanza, vedete quella curva marrone, quel triangolo marrone tremendo, e la quantità di azoto nell'urine di una persona che mangia 3 volte al giorno come la dieta occidentale standard, e vedete invece quella bassa, rossa e grigia in basso, è quello che succede nell'esercizio fisico e nello sport. Ma è evidente, se io non faccio esercizio fisico, capito? E se io non digiuno e se non sono in stile low carb, quando mangio più proteine del necessario cosa faccio? Devo pisciare l'azoto che ho introdotto in più con le proteine. Viceversa, se io non ho introdotto zuccheri e ho fatto esercizio fisico o sport in stile chetogenico, io durante lo sport brucio un 30-40 grammi produco 30-40 grammi di zucchero, vedremo tra 2 minuti, a partire dai muscoli. Ma durante il recupero dopo l'esercizio io li ricostruisco, e quindi l'unica cosa che devo mangiare sono proteine, perché io non avrò un sovraccarico renale di azoto. L'azoto viene riciclato, è come dire, durante lo sport monto proteine, durante il recupero rimonto le proteine belle nuove, fiammanti per il giorno dopo. Quindi anche questa è una leggenda metropolitana. Andiamo all'ultimo, al punto più critico, che è quello: il cervello brucia solo glucosio. Falso, assolutamente falso, perché se il cervello bruciasse solo glucosio,
cioè se funzionasse come funzioniamo noi nel secondo giorno del digiuno noi ci bruceremmo i muscoli e moriremmo in una settimana, ma Cahill ha scoperto che i suoi volontari digiunavano 20 giorni senza nessun problema, anzi dal terzo giorno in poi erano più lucidi, contenti di digiunare, non avevano più fame, non volevano smettere il digiuno. Levanzin non voleva smettere il digiuno al 31esimo giorno di digiuno. Lo stesso Kafka descrive questa cosa, che quando prendi la mano ai chetoni non vuoi più scendere dal trapezio, stai talmente bene, pieno di chetoni, il tuo cervello è talmente acuto, attento, io sento molto di più la musica, sento di più il gusto dello champagne, apprezzo molto di più la letteratura e scrivo in modo molto più raffinato quando sono in digiuno in stile chetogenico che quando mangi zuccheri, ma tutti voi avete fatto l'esperimento nelle vacanze di Natale che vi abbuffate di zuccheri, all'Epifania non sapete più neanche come vi chiamate. Ma qui la prima doccia fredda è venuta da Cahill di nuovo. Tutti i medici erano convinti che solo il fegato produce zucchero, solo il fegato è capace di fare la gluconeogenesi. Invece facendo il cateterismo del cervello e del fegato, cioè ripetendo gli esperimenti di Claude Barnard in modo più raffinato, Cahill cosa ha scoperto? Che non solo il fegato, cioè il fegato produce il 60% dello zucchero a partire dai grassi e a partire dalle proteine, ma anche il rene lavora nel digiuno per produrre zucchero e produce il 40% dello zucchero del digiunatore. E questo ha sconvolto tutto quello che sapevamo e quello che molti medici sanno ancora, cioè il vecchio dogma che solo il glucosio produce, solo il fegato, il vecchio dogma che solo il fegato produce zucchero. E qui ha scoperto un'altra cosa interessante, che in realtà la gluconeogenesi del fegato parte da un aminoacido singolo che è l'alanina. Tutti gli aminoacidi sono convertiti in alanina, il fegato usa l'alanina, però usa anche i chetoni, il lattato e il glicerolo per produrre zucchero, e invece il rene parte da un aminoacido, direi che è l'aminoacido più diffuso in tutti gli alimenti, che è la glutammina, e produce zucchero a partire dalla glutammina, ma non poi quando deve riciclare questo azoto non lo fa attraverso il ciclo dell'urea del fegato, ma lo fa producendo ioni ammonio, e questa è un'altra ragione per cui noi non abbiamo nessun sovraccarico renale di ioni ammonio durante il digiuno e lo stile chetogenico. Del resto sarà quando ero in ospedale, noi avevamo uno dei centri a Milano, al Policlinico, c'era uno dei centri più famosi di trapianto renale o di insufficienza renale oppure di rimozione di un rene. Quando noi rimuoviamo un rene a una persona mica gli diciamo di ridurre le proteine, quindi con un rene solo la gente mangia il grammo di proteine e sta benissimo, quindi vuol dire che l'idea di mangiare un grammo di proteine al giorno è una leggenda metropolitana che è servita per i militari durante la prima guerra mondiale. Tutti i calcoli dei fabbisogni nutrizionali sono stati fatti sui militari americani in Europa durante la prima e seconda guerra mondiale, hanno niente a che fare con la fisiologia e con l'essere ottimali dal punto di vista sportivo e dal punto di vista cognitivo. E qui Cahill era una persona molto precisa, ma assieme a Cahill Owen, che era il suo collaboratore, erano molto precisi, hanno fatto dei calcoli. Avendo il cateterismo a disposizione hanno detto, bene, al terzo giorno di digiuno zero zucchero da glicogeno. Il glicogeno c'entra niente, dimenticate il glicogeno, un'altra bufala, una leggenda metropolitana, un vecchio software, pattume. Invece chetoni, il fegato e il rene, sta venendo fuori anche il rene, ma soprattutto il fegato produce chetoni, 10-11 grammi di chetoni, 20 grammi di zucchero viene prodotto dal glicerolo. Quando tu smonti un grasso, tu hai acidi grassi e glicerolo, quindi il glicerolo lo usi, 2 molecole di glicerolo le assembli e fai una molecola di glucosio. Poi abbiamo il lattato, i libri di fisiologia dello sport, il lattato ti fa venire i crampi, ti stanca, ti impedisce di vincere le maratone, una leggenda metropolitana pazzesca. Infatti quando hanno dosato il lattato sulla dead zone dell'Everest, io quando ho fatto la mia scalata sull'Himalaya penso di essere tornato vivo grazie ai chetoni e al lattato, perché il lattato va giù, non va su, come sostengono molti fisiologi dello sport, e la ragione per cui il lattato va giù è che viene bruciato nei muscoli, nel cervello, da tutte le parti, perché il lattato è un ottimo carburante, ci sono degli shuttle, eccetera, eccetera. Comunque il lattato è una molecola che verrà completamente rivalutata, rilanciata nei prossimi anni.
E poi è vero, bruciamo 15-20 grammi di aminoacidi dei muscoli, soprattutto alanina e glutammina, e noi durante il recupero da uno sport io consiglio vivamente di mangiare solo proteine e grassi associati, ma fare attenzione alle proteine perché l'mTOR di cui ho parlato prima ti permette di ripristinare i muscoli, anzi quello che succede è un bel turnover, tu rimodernizzi i tuoi muscoli, i vecchi muscoli li demolisci, i muscoli più, tra l'altro l'organismo intelligente demolisce la parte dei muscoli vecchia, usurata, con le proteine storte, e hai dei muscoli nuovi, fiammanti, pronti per la prossima gara, ma devi mangiare proteine. Per fare 20 grammi di glucosio tu devi bruciare 40 grammi di proteine, ma io penso che brucio 3-4, quando faccio una maratona mangio fino a 3-4 grammi di proteine pro chilo durante il recupero senza nessunissimo problema, quindi vedete che è una bufala pazzesca. Ci sono lavori in letteratura, stanno comparendo adesso, ma lasciamo stare. C'è un altro giallo, il vero thriller. A questo punto Sherlock Holmes direbbe: benissimo, mi hai dimostrato che, nota bene, usando i chetoni addirittura, quindi i chetoni ti fanno risparmiare zucchero, usando i grassi, cioè il glicerolo che fa parte dei trigliceridi, usando addirittura il lattato che noi credevamo essere tossico, il fegato e il rene producono 80 grammi di glucosio al giorno. Allora Sherlock Holmes dice: benissimo, allora bastano 80 grammi di glucosio al giorno per il cervello? George Cahill, che era uno scienziato assieme a Owen, un geniale ricercatore, che cosa ha fatto? È molto semplice, è andato a fare, ha applicato il metodo di Lavoisier e del Claude Barnard, ha usato il metodo di Lavoisier e Claude Barnard, e cosa ha fatto? Ha fatto il cateterismo del cervello, ha messo un catetere nella vena giugulare, un catetere nella carotide, e ha calcolato quanto zucchero brucia in un giorno il nostro cervello. Quanto zucchero brucia in un giorno il cervello di una persona che mangia zuccheri 3 volte al giorno, come un americano medio, come i paesi industrializzati? 130 grammi di glucosio. Houston, abbiamo un problema, torniamo alla diapositiva prima. Noi ne produciamo 80, benissimo, ma noi ne consumiamo 130. Sì, ma mancano 50 grammi di zucchero al giorno. Come mai i volontari di Cahill non morivano? Come mai non perdevano peso? Come mai erano ben contenti di digiunare? Qui, Houston, abbiamo un problema, mancano dei dati, deve esserci un substrato nutrizionale che non conosciamo e che molti medici ancora oggi non hanno studiato e non conoscono, che non è quello che compare in questa tabella. Cioè qui succede qualcosa che ci sfugge, cioè il modello classico è che il modello di Claude Barnard è che il fegato produce glucosio e lo manda a tutti i tessuti. Bene, Cahill ha scoperto che i reni l'aiutano, quindi 60% il fegato e 40% i reni, ma mancano sempre 50 grammi di zucchero. E che cosa succede? Beh, è molto semplice. Una volta che l'hai scoperto, e chi l'ha scoperto è stato un ricercatore estremamente brillante, e questo ricercatore estremamente brillante è Oliver Owen. Oliver Owen ha scoperto una cosa. Lui ha scoperto che, se vi ricordate la curva del digiuno, voi vedete che cosa succede. Nel digiuno partiamo in alto a sinistra, tessuto adiposo, vedete? Tessuto adiposo viene smontato a pezzi, come se fosse una forbice che taglia i grassi. C'è un trenino che li porta nel mitocondrio, quello arancione in basso, e produce montagne di ATP. Ma siccome la quantità di grassi che bruci nel digiuno è enorme, immaginate che il ciclo di Krebs, cioè che il mitocondrio sia un imbuto. Quando tu versi troppo rapidamente i grassi nell'imbuto, non riesci a bruciarli tutti nel ciclo di Krebs. Una parte dei grassi vengono utilizzati a produrre chetoni, e il beta-idrossibutirrato è il chetone che il nostro cervello adora. Allora vedete che ci sono quei corridori, no, in salita sulla destra della diapositiva. Quelli sono persone che bruciano chetoni, non bruciano più zucchero, cioè è come se voi aveste una macchina che fino a ieri andava a glucosio, adesso è una macchina elettrica con delle prestazioni incredibili perché brucia i chetoni. Cosa sono sti chetoni? Beh, molto semplice. Quando bruci gli zuccheri arrivi ad acetilcoenzima A, quando hai una montagna di acetilcoenzima A, 2 molecole di acetilcoenzima A si mettono assieme e fanno il beta-idrossibutirrato, l'acetone e l'acetacetato. E Owen lo sapeva benissimo, ma c'è il pregiudizio che vi ho detto prima. I medici
L'unica idea che avevano dei chetoni: i chetoni sono tossici, causano il coma chetoacidosico. I chetoni, lui aveva dosato montagne di chetoni, ma quello che ha scoperto è stato quando ha preso delle fettine di cervello, ha messo sulle fettine il glucosio, e se metti sul cervello il glucosio, lo zucchero, brucia solo zucchero. Vedete la barra di sinistra è tutta bianca. Ma se tu metti i chetoni sulle fettine del cervello, il cervello immediatamente smette di bruciare glucosio, anzi ne usa solo più il 30%, è come se usasse il glucosio per regolare la centralina metabolica, cioè per decidere quanta insulina e quanti ormoni della controregolazione sono utili, ma il carburante principale diventano i chetoni. Vedete il pezzo arancione della barra. E quanto sono i chetoni? 70%. Ah, ma allora abbiamo capito. Le calorie che ci mancavano, che non tornavano all'appello nei conti di George Cahill, sono fornite dai chetoni. Il cervello nel digiuno funziona a chetoni, e allora vedete che il fegato cambia completamente funzionamento. È come una macchina che fino al giorno prima funzionava a benzina, adesso è una macchina elettrica. O meglio, noi siamo una macchina a chetoni. E che cosa distribuisce il fegato? Beta idrossibutirrato, che è quello dei chetoni esogeni, delle bustine NAT, degli esteri dei chetoni che trovate in commercio. E cosa succede? Beh, una volta che hai demolito il mito, il tabù secondo cui i chetoni sono dei veleni, ma era già stato dimostrato da Kussmaul e altri colleghi a metà dell'Ottocento che i chetoni non sono tossici per nessuna ragione, voi vedete che il cervello cosa fa? Il cervello, il cuore e i muscoli bruciano beta idrossibutirrato. Tu hai una montagna di beta idrossibutirrato a disposizione, non vai in ipoglicemia, non succede niente, e questo è quanto. Quindi abbiamo scoperto che il cervello adora i chetoni. Adesso arriviamo all'ultimo argomento di questa conversazione, all'ultimo tabù che vogliamo demolire, che è l'uomo un calorimetro. Cioè, bene Beppe, ci hai detto che noi siamo una macchina a benzina, gli zuccheri, siamo una macchina elettrica da 1000 cavalli, cioè una macchina a chetoni, ma cosa ce ne frega? Se una caloria è una caloria, se l'uomo è un calorimetro, perché mai dovrei smettere di bruciare gli zuccheri per passare ai chetoni se i due sono equivalenti, cioè se servono solo a produrre calorie? Falso! Una macchina elettrica ha delle performance che una macchina a benzina non avrà mai, infatti stiamo passando le macchine a benzina, e noi dobbiamo passare ai chetoni e ai grassi allo stile chetogenico pro. Perché? Allora, dovete sapere che l'idea che una caloria è una caloria risale di nuovo a Lavoisier. Lavoisier, vi ho già detto che è il padre della nutrizione moderna, della fisiologia moderna, ma addirittura piove sul bagnato. Era amico di Pierre-Simon Laplace. Laplace è il genio della statistica, della teoria della probabilità, una delle persone forse più geniali nella storia del pensiero occidentale, e si sono messi assieme una sera, probabilmente avevano una buona bottiglia di champagne, hanno detto: ma è possibile che noi non possiamo misurare quante calorie ci sono nel cibo? Essendo due geni, hanno detto: ma che problema c'è? Prendiamo una scatola di alluminio, mettiamo dentro una seconda scatola d'alluminio più piccola, del ghiaccio nell'intercapedine, bruciamo un pezzo di proteina, un grasso, quello che l'è, all'interno della scatola. A seconda della quantità di ghiaccio che si è sciolta sapremo quante calorie produce bruciare un alimento, l'altro, quell'altro. E Atwater, tutti i manuali di nutrizione oggi sono pieni di questa menata, perché è un riduzionismo pazzesco. Cioè, non è sbagliato, è geniale questa cosa, è proprio così, ma c'è un problema. Il mio organismo non è un calorimetro, io non sono un calorimetro, io non brucio gli alimenti come fosse una stufetta elettrica, io sono una sofisticata centralina metabolica che decide cosa fare degli alimenti che mangio. Ma i nutrizionisti sono ancora fermi al calorimetro di Lavoisier. E poi ancora peggio, nella fisiologia dello sport hanno fatto un altro errore. Vedete qui, in questa figurina è bellissimo, la moglie seduta tiene il diario di cosa succede nell'esperimento, Marianne era un genio proprio, c'è Lavoisier, e poi vedete quello seduto sulla sedia è Séguin, che era il loro assistente, gli hanno messo una tuta di cuoio addosso, una maschera, e in base al consumo di ossigeno e di anidride carbonica, quello che oggi chiamiamo quoziente respiratorio, loro stabilivano che cosa bruciava il metabolismo di una persona, e hanno gettato le basi della fisiologia dello sport. Ma sapete qual è il problema devastante della fisiologia dello sport?
che quando tu utilizzi questo metodo, cioè utilizzi una maschera per misurare l'anidride carbonica e l'ossigeno, tu scopri che quando bruci grassi il quoziente respiratorio è 0,7, quando bruci proteine è 0,8, quando bruci zuccheri è circa 1. Ma c'è un problema: quando bruci chetoni è circa 1 e i fisiologi dello sport hanno sbagliato tutte le interpretazioni della loro spirometria perché non distinguono gli zuccheri dai chetoni e sono arrivati a dire che alla fine di una maratona l'atleta brucia zucchero, quando è assolutamente impossibile. Mission impossible è un errore clamoroso che getta un forte sospetto su tutta la disciplina della fisiologia dello sport. Having said that, allora l'uomo ha una macchina a 2 motori, dove la benzina, il motore vecchio, è il glucosio che abbiamo ereditato dai nostri antenati del batteri primordiali, ma noi funzioniamo molto meglio con i chetoni come una macchina elettrica. Quindi il discorso che i grassi fanno ingrassare è una bufala assolutamente, perché ormai sappiamo che proteine, chetoni e grassi inibiscono l'appetito, invece l'insulina aumenta l'appetito. Ma vorrei arrivare ad un'altra novità, che non solo i chetoni non sono tossici, ma Richard Veech ha capovolto la frittata. Richard Veech ha fatto un altro studio, ha preso il cervello di una persona con la demenza di Alzheimer, malato, gli ha messo i chetoni sopra e ha visto che i neuroni, quando bruciavano i chetoni, vivevano più a lungo, proteggeva i chetoni dal danno ossidativo, migliorava la performance dei chetoni. Poi ha fatto lo studio su un cuore isolato, in un cuore che pulsava di rana in una soluzione fisiologica, e qui gli è preso un colpo, perché quando metteva i chetoni su questo cuore vedeva che il lavoro cardiaco aumentava, e fino a qui, se tu metti elettricità, prima andavamo a glucosio, adesso vai a elettricità, il lavoro aumenta, ma quello che gli ha fatto prendere un colpo è che il consumo d'ossigeno si riduce. E qui faccio una precisazione che ai fisiologi dello sport non piacerà ancora una volta. Fate attenzione che noi usiamo, il mio Garmin usa la VO2 Max per verificare la mia efficienza cardiaca. La VO2 Max è completamente inaffidabile, perché quando io brucio chetoni io riduco il consumo di ossigeno, quindi io da quando faccio maratone e in stato chetogenico e in digiuno la mia VO2 Max è andata giù e non su, ma le mie performance sono migliorate. Come è possibile? Beh, è molto semplice, o meglio, per chi lo sa è semplice. Diciamo che questa è la catena respiratoria, vedete i 4 blocchi, sistemi enzimatici del mitocondrio. È come se quando bruciate chetoni lo sciatore parte molto più ripido, molto più veloce alla partenza, e quindi voi producete molto più ATP con una molecola di chetoni che con una molecola di zucchero. E in diversi articoli Veech ha poi dimostrato che il neonato, il bambino, usa i chetoni per difendersi dalle crisi epilettiche, perché voi sapete che il nostro cervello fino a 6 anni è immaturo, quindi l'acetone del bambino lo protegge dalle convulsioni, ma ha anche scoperto che le donne durante il 3° trimestre di gravidanza sono in chetosi fisiologica. Le donne sono più brave dell'uomo a produrre chetoni, e questo spiega perché le donne Ironman, le donne nelle grosse gare, diciamo dalla maratona in poi, stanno avvicinandosi all'uomo. Io diverse gare, diverse corse che ho fatto, ho visto le donne passarmi davanti come delle saette, perché loro bruciano e utilizzano i chetoni molto meglio sicuramente di un intellettuale, un ricercatore come me. E Richard Veech, che purtroppo ci ha lasciati l'anno scorso, ha fatto una review, ha scritto diversi lavori dove ha dimostrato che i chetoni sono superiori allo zucchero negli atleti, e quindi ti trasformano in un atleta e ti aiutano a finire le gare e a non ritirarti a metà della gara. Sono utilissimi nel sovrappeso e l'obesità, ma sono dei potenti antinfiammatori perché bloccano l'NF-κB e l'inflammasoma, migliorano le facoltà cognitive, sei più lucido, brillante, scattante, performante, rispondi ai quiz, e poi aumenta le percezioni sensoriali, senti meglio gli odori, i suoni. Mi sono chiesto anche perché, ma è ovvio, il cacciatore del Paleolitico doveva, quando andava a caccia, essere lucido e assolutamente orientato.
Poi rallentano l'invecchiamento e sono un carburante alternativo nel caso della malattia di Alzheimer, sono utilissimi nell'epilessia, ma questo l'hanno dimostrato la Johns Hopkins e la Mayo Clinic, servono per la prevenzione delle aritmie e, last but not least, prevengono la progressione del cancro e sicuramente l'incidenza del cancro, perché oggi noi sappiamo, ce l'ha insegnato Otto Warburg, un genio tedesco, che il cancro brucia solo zuccheri e glutammina, e quindi bruciando solo zuccheri e glutammina il digiuno per lui è assolutamente una specie di terra bruciata che rallenta la sua progressione. Esiste un ricercatore in America responsabile delle ricerche sull'invecchiamento, che è Mark Mattson, ha scritto dei lavori assieme a Longo molto interessanti su come i chetoni e lo stile chetogenico rallentano l'invecchiamento e migliorano le performance cognitive delle persone dopo i 30-40 anni di età, e quindi abbiamo ormai demolito l'idea che non è possibile fare una dieta chetogenica e mantenere uno stile chetogenico. Adesso ci resta un'altra obiezione. A questo punto la gente dice: bene, il nostro Sherlock Holmes ci ha convinti che noi siamo una macchina ibrida, noi funzioniamo meglio con i chetoni, noi funzioniamo meglio come una macchina elettrica che non con la vecchia obsoleta benzina, ma perché mai dovrei prendere le bustine dei chetoni? Ho finito di dirvi che molte persone pensano che sia facile andare in stile chetogenico e si sbagliano. Mentre è molto facile perdere peso anche solo con una dieta low carb, dieta stile Atkins per capirci, o una dieta paleo per capirci. Cosa vuol dire? Tu da domani butti giù la pane, la pasta, la pizza, le patate, le bevande zuccherate, non metti il caffè nello zucchero e non usi succhi di frutta e fruttosio, fai molta attenzione agli alimenti industriali e perdi peso in caduta libera. Questo lo sappiamo, l'abbiamo dimostrato nel 2000. Perché Atkins ha avuto molto successo, ma i medici ci sono arrivati 40 anni dopo. Diciamo che l'Accademia, la medicina ufficiale ci ha messo 30 anni a capire Atkins, e morale della storia, però io vi prego di notare una cosa: è estremamente difficile attivare lo switch dei chetoni, quello che secondo Mark Mattson ti fa migliorare le prestazioni cognitive, essere più lucido, essere più performante, sopravvivere sull'Everest, per una ragione molto semplice: è questa maledetta curva della produzione dei chetoni. Voi vedete che, guardiamola da destra andare verso sinistra, voi vedete che nel periodo paleolitico, quando noi vivevamo nella savana e mangiavamo solo animali della caccia grossa e un po' di radici, eravamo sempre in stato chetogenico. Soprattutto se poi finiva gli animali e digiunavamo una settimana, noi eravamo in stile chetogenico. Diciamo che lo stile paleolitico è uno stile chetogenico perché non sei mai sicuro di mangiare tutti i giorni. E dopodiché, se tu cominci a mangiare regolarmente carne, grassi di qualità, non sei in chetogenici, non sei in chetogenesi, ma come dice il rettangolo viola, sei molto vicino alla chetogenesi. Ma è anche vero che se il cacciatore del Paleolitico trovava un cespuglio di more, un albero di fichi, qualche zucchero di qualche tipo, una pianta selvatica nella savana, se la mangiava tutta. Ma se la mangiava tutta perché mangiando quegli zuccheri poteva sopravvivere un giorno o due in più, e poi trovava le antilopi, trovava gli animali e tornava al suo stile chetogenico pro. Quindi vedete che lo zucchero diventa l'eccezione, non la norma. Tu puoi mangiare tutti gli zuccheri che vuoi se vai a cena con gli amici, ma sappi che nel momento in cui tu mangi più di 50, soprattutto più di 100 grammi di zucchero, tu sopprimi completamente la chetogenesi. Ecco perché è difficilissimo fare una chetogenesi fisiologica, e le bustine ti possono aiutare moltissimo. L'ha dimostrato sempre Josh Cahill e Owen. Vedete questo grafico, sono mi pare fossero 3 persone nere americane che hanno digiunato 20 giorni, quando poi ingerivano 3 cucchiaini di zucchero, vedete che la curva blu dei chetoni precipita. Grazie dell'attenzione e voilà!